E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora arrivano notizie da Bruxelles, dal centro dell'Europolitburo, sull'idea che circola in queste ore, portata avanti fortemente e in questo caso lodevolmente anche dal ministro degli esteri Antonio Tajani, l'idea di inquadrare, definire formalmente l'organizzazione della Guardia delle Rivoluzioni Iraniane, i cosiddetti Pasdaran, il braccio armato del regime teocratico e totalitario degli Ayatollah, organizzazione terroristica, una cosa che gli Stati Uniti hanno previsto già da tempo, perché hanno già registrato da tempo una realtà, cioè il modo d'azione dei Pasdaran, e rispetto alla repressione interna e rispetto all'esportazione esterna del terrorismo attraverso la piovra del terrore, ormai fortunatamente ampiamente amputata a Hamas, Hezbollah, Houthi, era proprio la prassi, il modo d'agire dei Pasdaran. Quindi stiamo parlando, diciamo, di un'ovvietà, di una tautologia. E secondo voi l'Unione Europea è pronta a ratificare questa ovvietà? Ovviamente no, perché sono uscite le agenzie in questi minuti, la fonte è un alto diplomatico europeo, secondo cui non sono attese decisioni, è il virgolettato, su questo tema alla riunione dei ministri degli esteri di domani, perché la discussione, sempre virgolette, è in corso. Ci sono paesi UE favorevoli, tra cui per fortuna l'Italia, altri che hanno riserve e altri contrari. Quindi la constatazione di questo alto diplomatico veramente raffinato è che non c'è consenso, si tratta di una questione altamente sensibile e politica, e quindi la decisione richiederebbe l'unanimità non c'è, si continuerà a discutere, ma al massimo domani verranno implementate altre sanzioni non meglio precisate nei confronti di Teheran, metodo che abbiamo visto quando perseguita l'Unione Europea efficacissimo, no? Avete presente, come dire, il ruolo risolutivo, c'è un'ironia tragica in me, rispetto alla guerra in Ucraina dei 18-19, ho perso anche il conto, pacchetti di sanzioni alla Russia. Comunque, perché colpisce questa notizia? Perché indica per l'ennesima volta la distonia assoluta tra il modo di procedere dell'Unione Europea, proprio nel senso di procedure, i riti burocratici, i caminetti, i continui confronti, la ricerca spasmodica dell'unanimità, il procrastinare le decisioni rispetto alle impellenze, alle urgenze della storia. Cioè, mentre a Bruxelles si continuerà a discutere tra favorevoli e contrari su un'ovvietà, cioè definire i Pasdaran organizzazione terrorista, i civili iraniani continueranno a morire falciati dai Pasdaran medesimi. Di questi giorni la notizia agghiacciante, orripilante, che però non ha sollevato piazze delle anime belle, appelli dei VIP e Vipastri, insomma tutto quel circo che si è visto su Gaza, non si è sollevato alla notizia che nelle prime 48 ore della repressione in Iran sarebbero morte più di 30.000 persone, una cifra spaventosa solo a nominarla. Ebbene, i civili iraniani, come dire, si aspettano nelle iniziative, se sperano nelle iniziative di Bruxelles, ecco, possono ahimè aspettare a oltranza, essere falciati a oltranza. L'unica speranza dei civili iraniani rimane quell'armata, come l'ha definita Trump, quel potenziale gruppo d'attacco americano che si sta coagulando nelle acque del Medio Oriente, l'arrivo della portaerei Lincoln, su cui tra le altre cose ci sono aerei F-18, F-35, scortata da 3 cacciatorpedinieri, che si aggiunge altro naviglio americano che era in zona, insomma la formazione di una flotta molto rilevante, superiore anche a altre operazioni americane viste nel Golfo, che garantirebbe peraltro un attacco esiziale americano senza dover usare le basi degli alleati nella regione. Ecco, la speranza dei civili iraniani macellati dai Pasdaran
sta nella portaerei, nella flotta, nel gruppo d'attacco americani, perché se stanno lì a aspettare le decisioni di Bruxelles, auguri, grazie a tutti, a domattina.